Destinazione Washington. Achille Variati si prepara a volare dall'altra parte dell'oceano e chiede all'America di ascoltare la sua voce. Chiedo ad alcune autorità americane, del Congresso, del Senato, di sentire l'opinione del sindaco di una città nella quale verrà costruita la più grande base americana d'Europa. Per questo il sindaco di Vicenza ha scritto una lettera alle autorità del Congresso e del Senato degli Stati Uniti. Sto preparando un'agenda di incontri perché non voglio lasciare intentata nessuna strada per dire quanto è sbagliato costruire lì una base militare. Chi invece partirà per gli Stati Uniti e subito sono i rappresentanti del movimento che si oppone all'ampliamento della base americana. Domani mattina noi partiremo in 4 donne, ancora una volta le donne si dimostrano molto più determinate e coraggiose degli uomini e andremo a Washington. A Washington, sabato prossimo, i ribelli No Dal Molin parteciperanno alla grande marcia per la pace in occasione dell'anniversario della guerra in Iraq. Ne riassumeremo molto brevemente quella che è la storia di Vicenza e quella che è una battaglia comune e quindi questo per noi è un modo per rinsaldare i rapporti che abbiamo sempre mantenuto molto stretti con i movimenti americani e molto spesso capita che loro negli Stati Uniti manifestino con le nostre bandiere perché hanno assunto il No Dal Molin come una cosa loro. Durante la prossima settimana i No Dal Molin incontreranno deputati e senatori. Sinceramente sono particolarmente felice di un appuntamento che è quello con il senatore Lewis. Il senatore Lewis era il braccio destro di Martin Luther King, quindi è una figura storica del Congresso, è una persona molto, molto influente, molto ascoltata ed è nel campo dei diritti umani, insomma è una delle maggiori figure del mondo politico statunitense. Salterà invece l'appuntamento già fissato al Pentagono. Io credo che sia un comportamento assolutamente inaccettabile che dimostra l'arroganza e proprio il volere calpestare ancora una volta una città.